Salut à tutti, troisième étape des Campacui dans la baie di Rogne. Nous sommes aujourd'hui à Pigorti-Ligade où nous allons retrouver un artisan et un traiteur, Jean-Noël Corazzini. RCFM e Campacui. Allora, la passione per la cucina è venuta da mia mamma, di mia mamma. Da giorno sono stato allevato in osteria in paese, che hanno creato i bambone e mammone. E è stata naturalmente venuta così, sto d'ora e tutto quello, hanno fatto che è venuta naturalmente questa passione. Allora, intrapresa, bon, il primo ha ripiato o caffè in paese, dunque ha cucinato un altro per piacere seguita di mamone. E poi dopo è giunto questo confinamento, questo Covid, e abbiamo cercato a fare affare per poi continuare di lavorare. E tanto abbiamo deciso di continuare in questa maniera di lavorare, di roba portare e fare più direttore che ristoratore, diciamo. Allora, i piatti sono essenzialmente prodotti e piatti tradizionali, vanno dalle lasagne stufate, o di ano, i varziti, o roccio, cannelloni, la zuppa tradizionale, appena tutta la cucina corsa. Allora, lavoro oui, essenzialmente con i produttori che vendono la roba paesana, dunque sono produttori che allevano, che fanno veramente i prodotti da barelli e cerca di valorizzare questi produttori, cerca di mantenere questa leva dai paesani, dai pastori, dai vaccaggi, i borcaggi e io cerco più a mettere in valore questi prodotti. Allora, Redort è di un prodotto tradizionale alcianinco, dunque un paese alciano, un paese a mia mamma, che la faceva mamma, la faceva mamma, e cerco di noi qui di mantenere la tradizione di un prodotto che non si deve perdere, voilà, per la nostra cultura, diciamo. Allora, i piatti vanno essenzialmente a roba paesana, in corti, a gente un paese che vanno a cercare i suoi piatti. Bando in Ajaccio o in Porticcio a Maison Ferrero che ci dà l'agenzia di lavorare con lei, di buoni quarcani già. E poco presso dappertutto, quando cerco a fare per 2023 un giro per vendere i miei prodotti non a Biennale Orientale alla regione di Bastia e voilà, spero che la funzionerà così. Quatrième étape des Campacui dans la baie di Rogne à demain. Demain, nous serons sur la commune de Panquerach avec une agricultrice, éleveur caprin. Il s'agit d'Angélique Tchouch qui sera avec nous. On la retrouvera sur son exploitation. À demain.